telespettatori, un cordiale saluto da Omar Costantini. Ci troviamo a confine del torrente Torre, alla mia sinistra, alla vostra destra perché ci guarda attraverso i teleschermi, mentre dietro di me il fiume Natisone. Siamo ubicati a cavallo dei comuni di Manzano e Trivignano Udinese, dove iniziamo questo speciale in questa occasione pasquale per conoscere varie iniziative, insomma, che si svolgono in provincia di Udine. Dunque, come si dice in questi casi, allacciate le cinture, si parte, let's go. Ecco qua, vieni qua Ariel, vieni qua, dove sei? Eccoci qua, vediamo se Ariel viene vicino, vieni qua, vieni qua. Ecco il nostro amico Ariel che forse gira, vediamo, è un bravissimo, è un'amica a quattro zampe, un'amica o un'amica? Amica. Amica a quattro zampe, ecco qua, con noi abbiamo anche l'amica Chiara, che è istruttrice di pet therapy, guarda che simpatico che è Ariel, è un pastore australiano. Allora, andiamo un po' a conoscere Chiara cosa state facendo, insomma, da qualche tempo da queste parti. Salve a tutti. Io insieme a mia mamma mi sono appassionata appunto alla pet therapy. Mia mamma lavora con i cavalli, io ho deciso un attimino di espandermi con i cani. E la cosa interessante è che io prima insomma di essere una promotrice di questa attività sono stata proprio io stessa aiutata dal cane in questo caso, quando ancora ero piccola per forti mal di testa. E la pediatra ci aveva consigliato, è molto golosa, no? un'amica a quattro zampe, esatto. E da quel giorno abbiamo sempre avuto appunto dei cani che oltre alla compagnia, insomma, sono E utilissimi. poi da lì possiamo dire è nata un po' la tua passione, no? Esatto, è nata la mia passione e io ho conosciuto questa razza grazie a una mia amica che ne aveva quattro e mi sono innamorata. Certo. E tra l'altro io sono anche allergica ai cani, per cui anche questa cosa è buffa. Hai sfatato anche qualcosa di particolare, perché pur essendo allergica ai cani hai fatto amicizia, ti sei affezionata all'amico a quattro zampe e questo per dimostrare che insomma non sempre la teoria poi si sposa alla pratica. Esatto, diciamo che l'aspetto psicologico poi ha un'influenza molto grande comunque. E è anche da dire che questo tipo di cane comunque con il pelo e il grasso della pelle permette di stare a contatto anche se non c'è, anche se c'è l'allergia. Però sicuramente il fatto che dorme con me, sta sempre con me e nonostante tutto non ho assolutamente nessun sintomo, effettivamente significa che sì. L'amore va anche oltre le intolleranze e le allergie, assolutamente. Senti, allora tu poi hai fatto il tuo percorso scolastico e all'improvviso, come si dice, come San Paolo sulla via di Damasco, sei rimasta folgorata di qualcosa. Esatto, stavo studiando scienze politiche e nel frattempo mia mamma ha preso il brevetto appunto per iniziare a lavorare con i cavalli e i bambini disabili e seguendola un po' nella sua attività mi sono innamorata dei sorrisi dei bambini, dei risultati che si hanno con questa attività, dei benefici che si hanno, è estremamente golosa Ariel, quindi adesso, Adesso gli devi dare la adesso camera. bisogna dare il contentino, vieni qua, Eccola. brava. E delle soddisfazioni che si hanno e soprattutto dei benefici che i bambini hanno e poi che chiaramente dopo i genitori ci riportano. Mi ricordo è stato in particolare un momento con una ragazzina Down e la sua mamma a fine lezione ci ha detto: voi non ci crederete, ma da quando io sono anni che provo a insegnarle a inserire la cerniera, a tirarsela su, non ci sono mai riuscita e dopo 2 lezioni adesso ce la fa. Certo. Cioè, sono tutti questi benefici indiretti che si hanno dalla pet therapy che sono una cosa indescrivibile. Io quel giorno lì sono arrivata a casa piangendo perché avevo un qualcosa dentro di indescrivibile e lì ho detto: mamma, voglio seguirti, esatto. E così mi sono un po' informata e ho iniziato a frequentare un master universitario a Trieste proprio specifico in pet therapy
Lì ci hanno preparato quindi un po' a lavorare con tutti i pet, che possono essere il cane piuttosto che il cavallo, anche C'è anche il l'asino, il gatto su gatto. queste... Anche il gatto, sì. Io non ho un grandissimo rapporto con i gatti, se devo essere sincera, però insomma ne abbiamo già abbastanza di cani e cavalli, per Certo. cui è più che sufficiente. Comunque si può dire che la pet therapy si può fare un po' con tutti gli animali, no? Sì, anche i conigli, insomma, l'animale comunque ti crea una relazione o anche semplicemente il fatto di accudirsi, di prendersi cura di un animale Mhm. crea un qualcosa dentro di noi, fa nascere qualcosa dentro di Certo. noi. E a prescindere insomma dal fatto che rilassa, che Mhm. insomma dona beneficio, rasserena, si sa insomma Golosona. il nostro compito adesso comunque è quello di documentare tutti i Mhm. benefici che si hanno dalla pet therapy, perché si sa ormai da anni che gli animali comunque servono, però a livello scientifico proprio non si ha molto. Per cui il compito adesso della pet therapy è proprio quello di dare scientificità a tutto ciò che stiamo facendo Certo. ed è questo il nostro Ecco, senti, obiettivo. la cosa importante da sottolineare è quanti ragazzi o ragazze, insomma, hai in questo momento sotto la tua tutela. Allora, io appena sì, ho iniziato da poco, e per cui diciamo che sto iniziando ad accompagnare la mamma, lei quindi fa l'attività con Mhm. i cavalli e poi i bambini magari si fermano, facciamo una merenda insieme, nel frattempo giocano con me e Ariel, Certo. per cui siamo ancora sulla via di insomma conoscere anche Ariel perché Mm. ha 2 anni, è sempre stata bravissima con i bambini, però dobbiamo vedere anche come lavora, come anche sopporta lo stress, perché comunque l'attività per un cane è estremamente stressante. Certo. Lei invece si adatta molto bene, adora i bambini e è anche particolarmente sensibile, perché magari con noi è un po' irruenta e con i Poi bambini soprattutto, invece già che spinge indietro. è, è Ariel. estremamente furba, Ariel. anche, quindi, Certo. vero? Senti, dicevamo insomma che Ariel è un pastore australiano, no? Dunque è un cane che è abituato a un certo tipo di lavoro, no? Anche. Il pastore australiano è proprio un cane da lavoro, è nato comunque per accompagnare le mandrie, per cui è un cane estremamente robusto, estremamente intelligente e ha un carattere molto 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 forte. E per cui diciamo che non è, è sicuramente il classico cane per fare pet therapy, nel senso della Certo. pet therapy che si intende rilassante, magari quando si parla di pet therapy negli ospedali Mhm. o nelle case di riposo. Ecco, lei non è propriamente adatta a fare questa attività. Lei è molto, ecco, energica, iperattiva, Certo. stimolante anche, per cui io l'ho scelta proprio per il tipo di attività che intendevo Mhm. fare. Considerando anche proprio i bambini che segue la mamma, ho deciso che mi serviva proprio un'attività da fare che è un po' il contrario del rilassante, è proprio un'attività che stimola la concentrazione, stimola la memoria, è molto tira su di energia Mhm. e soprattutto che doni un bel po' di autostima, perché Ariel è molto brava, soprattutto sai, poi se c'è insomma un bocconcino in mano si presta bene a fare qualsiasi Certo. cosa e per i bambini vedere come ascolta, come fa il seduto, come dà la zampa, Fa vedere. l'altra o batte il 5. Ecco, adesso è un po' presa perché Perché è... vede il biscotto allora. Esatto, terra amore, terra. E dà molta soddisfazione, i Certo. bambini si caricano, Divertono. si divertono sicuramente, soprattutto chi non vocalizza, quindi non parla, trova un canale di sintonia molto forte con il cavallo Certo. sicuramente, ma anche col cane. Per cui con Ariel si prestano molto bene. E questa è una cosa importante, insomma, alla fine le soddisfazioni vengono perché insomma ti piace, ti diverti e soprattutto avere un amico a quattro zampe che capisce subito, no, i movimenti e Vai. soprattutto è quella energia in più, no, la voglia in più di fare. Esatto, è una costanza, comunque non è il lavoro classico che molli alle 5, torni a casa, ti rilassi. Ariel c'è, Ariel è con me 24 ore su 24, quindi sabato, domenica, a dormire. È un prendersi cura 24 ore su 24, per cui veramente è un impegno. Ogni tanto fa arrabbiare perché è normale, però le soddisfazioni che mi dà veramente compensano Certo.
qualsiasi altro sforzo, problema, qualsiasi sforzo economico e anche non, chiaro. ovviamente. Bene, intanto Chiara ti ringrazio, ti lascio nuovamente al tuo lavoro, come si dice, anche se lei ha sottolineato insomma, che non è un lavoro ma è un divertimento il tuo, Esatto. è una passione che hai È una coltivato, insomma, passione, che esatto, stai esatto. coltivando da tempo, complimenti ancora perché non è semplice in questi periodi, no? Trovare qualche alternativa e soprattutto fare qualcosa di interessante, socialmente utile. Esatto, grazie a voi e speriamo che insomma anche la pet therapy prenda piede perché appunto come dicevo non è molto conosciuta, però i benefici che se ne ricavano sono veramente enormi. Allora, qui abbiamo insomma anche una mamma operativa, no? Perché anche lei insomma ha una sua esperienza in famiglia e insomma ha Sì, sposato questa iniziativa legata a questo centro ippico, pet therapy e via dicendo. sì. Allora, vabbè, io sono la mamma di una ragazzina di 13 anni nello spettro dell'autismo. Ho, mm, vabbè, non ho riconosciuto subito l'autismo di mia figlia perché non è così facile diagnosticarlo fin da Mhm. subito, cioè si vedevano che c'erano dei problemi, ma sembravano un po' legati alla sua storia. Invece poi, insomma, è stata diagnosticata al Gervasutta e parliamo di una bambina con cioè diagnosticata, sì, nello spettro dell'autismo con un ritardo lieve. Mhm. Diciamo che il fatto che la famiglia si occupi molto dei bambini produce sicuramente Certo. dei grossi miglioramenti. Io l'ho visto man mano in mia figlia, insomma, perché il problema più grosso di un bambino autistico è un problema di linguaggio, quindi chi meglio di chi sta con lui 24 ore al giorno può Certo. capire come lavorare. Mhm. Allora, credo che poi la cosa interessante, questo, visto che stiamo parlando di Certo. cavallo, è come mi sono avvicinata a questo mondo del cavallo. Beh, mi sono avvicinata per merito di mia figlia. Cioè, mia figlia mi dice che cosa vuole fare e io la seguo. Voglio andare a danza, voglio andare a cavallo, voglio imparare a suonare il Tra l'altro ho violino. visto che è molto brava anche appunto nella danza del ventre, no? Ah, sì, beh, molto brava, ha un Certo. senso del ritmo notevole. Eh, si parla sempre di empatie, no? Perché diciamo che la maestra che ha avuto quando io gli ho fatto frequentare per 2 anni una scuola steineriana qui in Friuli era molto brava a fare danza. Mhm. E secondo me, quando una persona ha la passione, trasmette attraverso la passione e il bambino impara di più. Perché la Chiaro. passione, insomma, quando tu coinvolgi l'altro, hai una passione, crei anche in quello che ti ascolta una Certo. passione. Beh, ritornando al cavallo, Certo. allora Cecilia mi chiede che cosa vuole fare e io la seguo, questo su indicazione della mia omeopata, perché io la curo con l'omeopatia, e quindi seguo quello che lei vuole fare, quello che lei dice. Mhm. E cercavo una maestra di cavallo e una mia amica mi E ha le ha detto, consigliato mi ha detto Federica, veramente io sono anche un po', negli anni sono diventata anche un po' diffidente, insomma ho detto ma Mhm. insomma ma chi è questa Federica, ma come fai a dirmi che è una brava, insomma dammi delle cose in più e lei mi ha detto vai su internet e leggi che cosa c'è scritto di Federica. E leggendo da quello insomma che si trova su internet, insomma una persona che prima lavorava in una fabbrica, faceva la manager e poi si sposta e si occupa di cavallo, insomma mi ha incuriosito, ho incominciato col farle una telefonata, lei era a Piani di Luzza, poi ci siamo incontrate e devo dire che l'incontro è stato bellissimo perché io mi aspettavo una persona in jeans, e mi trovo una signora elegantissima con un gessato, con la giacca, con la collana di perle. Bene, a parte questo ci siamo trovate subito in sintonia. E da lì insomma è nata anche una collaborazione Come poi, no? no? No, la collaborazione è venuta dopo. Mhm. Io l'ho invitata a venire con me a un corso di formazione di Spazio Asperger, che in questo momento secondo me è il meglio di quello che offre nel campo dell'autismo e tra i vari professionisti, no? E quindi abbiamo conosciuto David Vagni e Davide Moscone. Siamo andati a questo corso di aggiornamento, abbiamo comperato i testi, abbiamo parlato con loro. Io avevo già parlato con uno di loro due a Udine
E da questo è nata questa specie di collaborazione. Io devo dire, io ho fatto l'insegnante di sostegno per 12 anni nella mia vita, sono un insegnante di scuola primaria. Devo dire che l'animale fa molto, Certo. cioè con un bambino come, vabbè, a parte Cecilia, ma ci sono bambini anche molto più gravi, molto più, non mi piace usare la parola gravi, ma comunque che hanno meno potenzialità. Che hanno meno potenzialità e quindi le potenzialità vanno più ricercate. Avere a che fare con un animale hai risolto il 50% dei problemi. Cioè tu hai lì un mezzo. Io veramente me ne sono resa conto stando con Federica, no? Perché mentre io devo stare con un bambino un po' di tempo per riuscire a Certo. capire, per riuscire a capire Possiamo che dire cosa che vuole. mentre magari la persona deve essere un po' più meccanica, no? In un certo senso, No, l'animale... meccanica, devi andare devi certo, osservare certo. per parecchio Invece tempo. Non ti- l'animale capisce subito, no? L'animale capisce non solo, ma il bambino come è attratto dall'animale. Cioè, è È anche lì. una trade union, insomma. No? Esatto. Poi Federica, secondo me, è una marcia in più Mhm. rispetto a quello che possono essere altre persone che si occupano di pet therapy. Sicuramente Federica vede, Federica sente, Federica coglie il momento. Cioè, è molto di più di una semplice persona che fa equitazione integrata, cioè lei ha quello che si chiama il sesto senso per capire quel bambino che ha lì in quel momento, no? Però, ripeto, l'animale fa un buon... e poi il rapporto che ha Federica con l'animale, no? Cioè, non so se l'hai vista durante l'evento sull'autismo, scusate ci sono un po' di moscerini. Insomma, anche in una zona un po' particolare. Sì. Quindi, cioè come lei gestisce il cavallo, no? Certo. Lo tiene così, il cavallo si ferma, cioè c'è un... E C'è quindi qualcosa di questa cosa, particolare. esatto, questa cosa poi lei è chiaro che entra poi anche in empatia con un bambino, insomma. Io sono molto contenta. Certo, allora, stiamo facendo inclusione. Allora, qui ci sono ragazzini che, dici, cosiddetti neurotipici, ma passami la parola perché io credo che Certo. nessuno a questo mondo sia normale, siamo tutti da vicino, come una bellissima frase che è scritta fuori di un manicomio a Milano, dice da vicino nessuno è normale ed è verissimo. Abbiamo sempre qualcosa in più. Senta, Esatto. perché stiamo andando a concludere, no? Il Sì. nostro tempo a disposizione è Sì, mi terminato. scusi. No, ma è stata molto chiara, insomma, anche per raccontare. Sì. Le dolenti note arrivano però, diciamo così, dalle istituzioni, no? Perché forse solo adesso, a forza di battere il chiodo, piano piano qualcuno nella stanza dei bottoni comincia a capire che bisogna dare una mano, no? Nel senso, cominciare ad allargare le maniche, no? Io credo che il fatto che intanto molti di questi, cioè io credo che chi ha potuto, cioè persone che non si fermano a quello che può dare l'istituzione, che è pochissimo, pochissimo perché, guardi, cioè io veramente, se mi mettessi qui a raccontare la mia storia, Non ne veniamo fuori. non ne veniamo fuori perché è penosa, diciamo penosa e siamo gentili, d'accordo? Vedo che però molti genitori, non so, adesso Gianluca Nicoletti per noi autistici che ha fatto adesso Tommy e gli altri, il film con suo figlio, cioè queste persone, no, che man mano hanno, lui e tanti altri, il figlio di Franco, Andrea Treviso, come si chiama? Il mondo delle fate, no? Vabbè, un'associazione famosissima che c'è. Stanno facendo tante cose con libri, portando questi ragazzi in televisione, facendo vedere, dicendo che questi ragazzini in realtà hanno un mondo dentro, ma capiscono anche tutto il mondo che ci circonda, però hanno bisogno di noi che gli traduciamo questo mondo. C'è una bravissima psicologa che si chiama Olga Bogdashina, una psicologa ucraina che ha sempre un figlio autistico. È chiaro che siamo mossi da è chiaro che siamo mossi Anche perché siete coinvolti direttamente. Esatto, insomma, è chiaro, no? È logico che io mi sono sempre occupata di ragazzini anche con l'autismo, anche quando facevo l'insegnante di sostegno, però è chiaro che se adesso ho mia figlia lì faccio ancora di più, no? Di quello che ho sempre fatto.
Tra l'altro il mio primo caso, lavorando come insegnante di sostegno, è stata una ragazzina autistica che si chiamava Certo. Patrizia Fronterre, e a cui ho insegnato ad andare in bicicletta. Certo. Quindi, Insomma, purtroppo, come si dice, il tempo a disposizione è terminato, Vabbè, perché comunque, purtroppo il tempo è tiranno no, sì. e si sa, eccetera. Però quello che Certo. importa è che insomma si continua, si deve andare avanti, mai Certo, tornare no, indietro certo, mai e proprio fermarsi. e soprattutto cercare di sensibilizzare le istituzioni, come abbiamo detto, perché sono quelle che alla fine hanno la possibilità, insomma, di aiutare queste associazioni per dare un servizio vero e proprio e continuare, insomma, nelle cure e comunque nelle varie cose Tra che... l'altro la famiglia va coinvolta Certo. nel modo più assoluto, cioè questo fatto, ci sono oggi delle terapie dove la famiglia viene fatta entrare in terapia e il terapista, c'è una cosa qui a Gorizia lo fanno con i bambini, dove il terapista condivide con la famiglia e la famiglia condivide col terapista, perché dobbiamo pensare che se noi non ci uniamo, ma se lasciamo sempre il genitore fuori dalla porta pensandolo un incapace o uno che non può, è chiaro che, capisce? Perché spesso e volentieri io mi sono trovata a scuola con gente che mi diceva, cioè che non vedeva di buon occhio il mio suggerire, mostrare, far vedere, no? Perché non va bene, perché invece di capire che cioè avere una mamma che si occupa, che sa dove mettere le mani, ma è una cosa importantissima, importantissima. E noi insomma attraverso questi servizi cerchiamo di sensibilizzare e portarvi a conoscenza di realtà che ci sono a Udine e non solo. Io ringrazio ancora la signora per la sua disponibilità come sempre, perché insomma non è facile parlare, soprattutto davanti a una telecamera, Sì, essere beh, sciolti certo. e via dicendo, no? No. La ringrazio ancora, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto e come si dice in questi casi, mandi e alla prossima. Il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno, Vicenza, personale ambosesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate devono telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 24 44.